È appena arrivato un ragazzo a portare il curriculum, quindi questa notizia si sta diffondendo. Sì, si sono precipitati a portarmi il curriculum, oltre che cartaceo anche online, ce l'hanno spedito. 28 mail con altrettante candidature solo nella giornata di ieri. La notizia della ricerca di personale al bar Intermezzo, tra gli storici locali aperto dal 1995 che lambiscono la fiera e diverse sedi dell'Università di Padova, ha dato i suoi frutti. Eppure per mesi i due fratelli Baldin hanno fatto fatica a fare un colloquio. Chiedevano degli incontri, però una volta capito che il posto era con contratto regolare, tiravano fuori delle storie di bonus, di benefici che hanno presso l'INPS, mi hanno fatto intendere di avere anche il reddito di cittadinanza. Tra le candidature anche diverse persone fresche di pensione proprio nel settore della ristorazione e ora disposte a tornare in sala per integrarla. Prima telefonavano, però non si presentava nessuno. La crisi di dipendenti non ce l'abbiamo solo noi, ce l'hanno tutti i colleghi nostri a Padova, ce l'ha il fornaio, ce l'ha l'idraulico, ce l'ha l'elettricista, siamo tutti messi un po' così. I giovani purtroppo fanno fatica a prendersi lavori anche pesanti. Chi sta arrivando nelle ultime ore, dopo che la notizia si è diffusa a macchia d'olio, ha davvero bisogno di lavorare. Noi cerchiamo una persona insomma, che abbia un po' di esperienza, però vedo che arrivano un po' di tutto, anche insomma, di una certa età che ha bisogno di lavorare.